Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a cura di mattoscacco.com. Allora, oggi andiamo a esaminare questa partita disputata nel 62, quindi c'è un bel po' di anni, ma rimarrà sempre la storia ed è sempre moderna. È stata disputata fra due giocatori russi, vi prego di non farmi pronunciare i nomi, li trovate in descrizione del video, e andiamo a vedere come è andata la partita, ma soprattutto in che punto della partita c'è stato un sacrificio di donna assolutamente spettacolare, forse uno dei più spettacolari in tutta la storia degli scacchi. Andiamo a vedere com'è andata la partita. E4, C5, quindi difesa siciliana, cavallo F3, cavallo C6, D4, pedone per, cavallo per, e qui con C6 si entra nella variante della difesa siciliana del dragone accelerato, subito G6 senza altre spinte. Cavallo C3, alfiere G7, ora c'è chiaramente il cavallo che è sotto, quindi deve essere assolutamente difeso, la tipica e classica alfiere 3, cavallo in F6, ora sviluppiamo anche l'alfiere campochiaro, alfiere C4, arrocco corto, e ora un'altra mossa che è di prassi, in questo caso magari verrebbe da arroccare subito corto, ma è molto giocata e consigliata la ritirata di alfiere in B3. Questa semplice mossa in realtà ha lo scopo di togliere questo alfiere sospeso, perché in un futuro molto prossimo una torre andrà in C8, una donna andrà in G7 chiaramente preparata, e questo alfiere sarà attaccato. In più l'alfiere da B3 difende il punto B2 che attualmente è indifeso e difende anche il punto in C2 e può scongiurare future entrate di cavallo che possono andare veramente a rompere le scatole, tanto questo cavallo da qui prima o poi si sposterà, quindi è una mossa di consolidamento. In tutto questo però c'è questa, cavallo in G4, cavoli, ma cavallo in G4 c'è la donna che può andare subito a catturare, sì è vero, c'è la donna che può andare subito a catturare, però infatti andrà proprio così nella partita, donna per G4, e a questo punto questo cavallo non è più difeso anche dalla donna, può essere catturato con cavallo in D4. Ok, la partita continua con una mossa di donna. Secondo te dove si va a piazzare la regina bianca in questo caso? Ti lascio qualche secondo proprio per esaminare la situazione. La donna viene spostata in H4. Questa mossa ha più funzioni, chiaramente rimane sempre su questa traversa per proteggere questo pedone, sostiene anche un eventuale alfiere H6, manovra tipica per sfianchettare, ma allo stesso tempo minaccia il pedone in E7. Questo impedisce alla donna di andare per esempio in B6 piuttosto che in A5, quindi è una mossa con molte funzionalità. In ogni modo abbiamo donna 5. Qui il bianco giustamente non se la sente di entrare in complicazioni senza prima aver arroccato, quindi arrocco corto, e ora giustamente c'è veramente questa minaccia, alfiere F6 che scongiura questa minaccia. Ora cosa può succedere? Beh, possono succedere tante cose, la donna può andare in H6, l'alfiere è in G7 e può fare una ripetizione di mosse, ma questo non porta a nulla di che. Dove metteresti questa donna in questo momento? Potrebbe venire spontaneo pensare di mettere la donna in G3, perché purtroppo in H3 non si può mettere, perché andremmo a facilitare la spinta in D6 e questo attacco di scoperta da parte dell'alfiere. Donna G3 sembra quasi la mossa buona, il cavallo qui non può andare, non può romperci le scatole, sembra veramente tutto a posto, se non fosse che questa mossa permette al nero di sacrificare la donna con donna per C3, pedone per C3, e qui abbiamo una bellissima impedonatura, cavallo in E2 doppio, il re è costretto a spostarsi per via dello scacco, cavallo per G3 e altra impedonatura.
Questo sacrificio di donna ha reso al nero la situazione molto più facile e più stabile, e guarda qui che pessima struttura pedonale ha creato al bianco. Di conseguenza, dopo questa mossa non si può andare in G3, ma guardate un po' cosa fa il bianco. Donna per F6. Questo è il sacrificio del bianco. Ho analizzato questa posizione al computer e il computer non dava come suggerimento questo tipo di mossa, ne dava un'altra. Quindi è una mossa tipicamente umana, non proprio razionale al 100%. Però questa mossa ha il suo perché. Andiamo a scoprire come è andata avanti la partita. Qui il nero ha preferito prima giocare cavallo e2, in questo modo il cavallo si toglie da questa posizione, e ora è per F6. Questa posizione è data dal computer pari, nonostante abbiamo due torri nere e due torri bianche, un alfiere del nero, un alfiere del bianco, una donna in cambio praticamente di due pezzi leggeri. Ma siccome il nero è in stra ritardo di sviluppo, il computer ci dà essenzialmente posizioni pari. Vediamo come il bianco invece è riuscito a concretizzare questo vantaggio di sviluppo. Cavallo C3, torre E8, cercando un pochettino di far giocare i pezzi che finora non hanno giocato. Cavallo D5, chiaramente il nero ora non può catturare su E4 perché seguirebbe il doppio in F6, motivo per cui il nero gioca torre in E6 per difendere questo pedone impedonato, e ora il bianco andrà a attaccare con tutte le sue forze questo pedone, classica manovra. Alfiere D4, il re va a supportare ancora quel pedone, torre che andrà poi ad attaccare su F3, D6, e qui manovre chiaramente di torre. Il nero cerca di far uscire quel suo alfiere ed ecco che abbiamo 1, 2, 3 attaccanti contro 1, 2 difensori su questo punto. Alfiere B5, chiaramente attaccando la torre, e il bianco preferisce fare prima una mossa intermedia che è alfiere C3, scacciando la donna da A5 che potrebbe essere pericolosa, donna in D8, cavallo per F6, e il bianco, nonostante è sotto con la donna, non ha più la donna, lascia praticamente la qualità che qui il nero in partita non prende, gioca alfiere 2. Probabilmente interessava più catturare questa torre, però questa mossa qui non è precisa, questa mossa qui dà un netto vantaggio al bianco. La mossa che bisognava fare qui per portare in gioco più pezzi era torre C8, eventualmente sacrificandola sull'alfiere. Vabbè, andiamo avanti con la partita. Alfiere 2, attenzione adesso, tocca al bianco, cavallo per H7. Chiaramente qui il nero non può catturare questo cavallo perché ci sono tantissime minacce, c'è alfiere in F7 e la posizione tragica, oppure si potrebbe giocare tranquillamente torre H3. Comunque il motivo qui tattico è quello di realizzare un matto di questo tipo. Vediamo se il bianco riesce. Il re chiaramente si sposta, torre in H3 proprio come dicevamo prima, torre in E5 andando a chiudere questa diagonale fortissima dell'alfiere camposcuro del bianco, F4 spostando via la torre e così portando a compimento il proprio piano, alfiere per F1. Qui il bianco non ha fretta e addirittura col re si prende l'alfiere e toglie il re da possibili scacchi che possono creare fastidi. Torre C8, alfiere D4, B5, qui c'è poco da fare il nero, vedete come è costretto a fare mosse diciamo comunque deboli. Cavallo in G5, e qui c'è un doppio attacco chiaramente di alfiere e cavallo su questo punto, quindi il nero corre ai ripari, scacco di alfiere, torre per, ragazzi guardate che finezza, torre in H8, qui non ci sono altre possibilità,
Questa mossa qui chiaramente fa perdere subito. Re H8, cavallo F7, il re è costretto a spostarsi. E ora il vantaggio del bianco è forte. È vero che il nero ha una torre ed è più mobile, sicuramente più a lunga gittata rispetto a un cavallo, però la situazione è veramente tragica. Qui comunque abbiamo un torre per E4, cavallo C6 che protegge l'alfiere e allo stesso tempo va a minacciare ulteriormente qui, torre per F4, re per E2 e qui niente, la situazione dal punto di vista di un computer è di più 4 per il bianco, quindi se il bianco gioca con precisione sicuramente vincerà la partita. Spero che questo sacrificio di donna e di come il bianco è riuscito ad evitare un sacrificio di donna avversario vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!